Il Veneto è incandescente per le temperature di questa ondata di calore che sta investendo la regione. Viste le condizioni meteo critiche e lo stato della vegetazione molto secca, la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato da ieri lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio della regione Veneto nelle province di Padova e Verona. Nel Padovano a rischio è l'area del Parco Colli Eugani e dunque sono vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio nelle aree boscate o cespugliate. L'appello arriva anche dall'ente Parco Colli, zona che giusto un mese fa è entrata a far parte della riserva biosfera UNESCO. Si chiede da parte di tutti la massima attenzione nel non accendere fuochi o da altri comportamenti che potrebbero innescare l'avvio di incendi boschivi. È un'area così particolarmente fragile che merita di essere protetta e preservata. Per le trasgressioni a tali divieti verranno applicate multe salatissime previste dalla legge. Attenzione agli incendi, ma un appello anche ai comportamenti più civili e di rispetto per questo patrimonio naturale. Fare attenzione a qualsiasi minimo comportamento, naturalmente non accendere fuochi assolutamente, ma anche nel maneggiare degli oggetti che possono essere idonei ad appiccare dei focolai, insomma di essere molto cauti, come del resto essere anche cauti e civili nella frequentazione e nell'utilizzo di queste nostre bellezze naturali, visto che comunque anche nella notte di San Lorenzo ci sono stati dei gravi atti di vandalismo che sono già stati denunciati. Stiamo approntando anche delle ricerche per individuare i responsabili. Il riferimento è al recente episodio di vandalismo che la notte di San Lorenzo ha interessato l'area delle Fiorine, dove alcuni incivili hanno tagliato grossi rami trascinati nelle piazzole per i barbecue e hanno danneggiato l'area picnic e le panchine.